Giovedì 8 settembre, presso il giardino di Villa Fiorita a Monastier, la famiglia Calvani ha ospitato l'evento Armonie d'estate. La villa è stata costruita intorno alla metà dell'Ottocento in classico stile veneto. Ancora oggi conserva tutto il suo fascino originario, spazi ampi e riposanti, architetture dolci ed armoniose, romantiche atmosfere permeate di natura e storia, le quali hanno dato ispirazione ai famosi scritti di Ernest Hemingway. Da sempre il nome dei solisti veneti è legato al fondatore e grande maestro Claudio Scimone, che dirige l'orchestra da camera più popolare in Italia e all'estero. «5.000 concerti in 50 anni di attività hanno esportato la musica veneziana e veneta in tutto il mondo, alla quale si aggiunge una vastissima produzione discografica. A Villa Fiorita si sono potuti inoltre ascoltare brani tratti dal repertorio di compositori come Vivaldi, Pasculli e Sarasate. L'evento si è così concluso con un ricco buffet ai bordi di una suggestiva e incantevole piscina che ha ospitato tutti i protagonisti e il pubblico della serata.